Maria Rita Sommo, Sì. finalmente, Profumo di Sardegna apre i battenti in questo centro storico che, perché no, aiuterete anche voi con la vostra opera, con il vostro lavoro a riprendere un po' del vecchio splendore. D'altronde la posizione e la location è davvero incredibile. Sì, la posizione è incredibile, la location è fantastica. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un posto proprio che rappresenta la vecchia Sassari, ecco. Quindi è una cosa che ci piace veramente tantissimo. A proposito del centro storico, la nostra scelta non è stata a caso, perché diciamo che ultimamente il centro storico era un pochino, non mi viene il termine. Dimenticato? Dimenticato, sì, trascurato, più che dimenticato, trascurato. Noi speriamo nel nostro piccolo di dare un contributo a questa ricrescita del centro storico, perché il centro storico di Sassari merita veramente tutto il bene del mondo, e quindi è giusto che noi come Profumo di Sardegna e gli altri commercianti diano un pochino vita a questa zona di Sassari che, lasciatemelo dire, probabilmente è la più antica, la più bella, la più caratteristica, è quella che è proprio il cuore della nostra città, e noi siamo felicissimi di aver trovato questo posto qui all'interno proprio del cuore della città. Ne abbiamo già parlato, è un qualcosa di veramente antico, trasudano storia a queste mura, però può essere, possiamo dire, ci sono delle pagine bianche ancora da scrivere. Per che cosa? Per un'azienda come la vostra che nonostante la giovane età, appena 4 anni, si è ritagliata un posto davvero importante. Quanto è gratificante per un imprenditore dire a distanza di così poco tempo ci ho visto giusto? Allora, è molto gratificante, devo essere sincera, senza nessuna vergogna lo dico, sono strafelicissima, perché questo è un altro obiettivo che abbiamo raggiunto. L'abbiamo raggiunto dopo aver testato veramente che i nostri prodotti sono buoni, piacciono, sono simpatici, sono cose che oltre la bellezza c'è anche comunque tanto di personale, di umano, con le creazioni di Roberto, e quindi già questa era una cosa che avevamo assodato. E invece quando parliamo di novità parliamo di Sassari, parliamo di questo punto vendita, parliamo di un nuovo inizio, speriamo che questa cosa prenda piega e vada avanti. Oggi sono venuti tantissimi amici a trovarci, ma anche persone che veramente non conoscevamo, quindi vuol dire che la voce si è sparsa e si è sparsa bene, e questo ci rende veramente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Credo che il merito di questo sia dovuto a quello che voi avete già seminato. È chiaro che una ripartenza è sempre importante, ma se lo spirito è quello giusto, se si ha veramente la passione per quello che si fa, poi i risultati arrivano, Maria Rita. Ma io mi ricordo sempre una volta, racconto un piccolissimo aneddoto, quando ho iniziato sono andata a trovare un famosissimo costruttore di cravatte, posso anche fare il nome, Marinella di Napoli. Sono andata così per fare un'intervista, era un periodo in cui studiavo, insomma mi stavo un attimino preparando per la mia vita di imprenditrice, e lui mi ha detto: la cosa più bella del tuo lavoro è che ti diverti. E questa cosa mi è rimasta, e io spero di divertirmi sempre come sto facendo, perché è chiaro che quando una persona, oltre che metterci il lavoro, la passione, trova anche una soddisfazione a livello personale, è chiaro che non si può solo andare avanti, non si può tornare indietro, veramente. Io ho tanto entusiasmo per questa cosa e per tutto quello che viene fatto, sì. Mi permetto, a cronista, di chiudere questa breve intervista con una cosa che mi è sovvenuta al momento. C'è un'area nuova, che sia Profumo di Sardegna? Speriamo. Lo spero vivamente che sia questa l'area nuova, sì, anche perché ha un buon profumo il Profumo di Sardegna, quindi è un'area bella profumata. When the